è davvero tutto pronto. I nostri opinionisti hanno già preso posto, la nostra Vincenza Gallo altrettanto, Alex Perciabosco già nella sua posizione. Come vedete, una nuova puntata di Ten e Lode sta per iniziare. Il nostro direttore di studio Francesco Turco mi ha dato l'ok che sono arrivati tutti i nostri ospiti, hanno accettato l'invito, anche tutti i collegamenti Skype che avremo oggi con noi. Avremo anche il colonnello Ultimo, avremo dei referenti di un sindacato della polizia, l'ES, polizia per raccontarci cosa sta succedendo di strano con delle mascherine, ma non posso svelarvi altro perché poi avremo una puntata come al solito ricca di tanta musica, i ragazzi che cantano, avremo la top 10 con cui partiremo come al solito e parleremo anche del mondo dell'equitazione con un giovane cavaliere, quindi rimanete con noi perché sarà una puntata come tutte le altre, sicuramente ricca di un po' di relax, di comunicazioni, ma soprattutto anche di sano e puro divertimento. Rimanete con noi, a tra poco, Ten e Lode. Bene, partiamo subito con la social room. Vincenza Gallo vi darà tutti i nostri numeri per mettervi in contatto con la nostra diretta. Ricordiamolo, siamo in diretta come tutte le domeniche, quindi Vincenza, a te la linea. Grazie Giuseppe, benvenuti e bentrovati a tutti i nostri telespettatori. Ricordiamo di seguito quelli che sono i numeri per interagire con noi via WhatsApp al 345 92 11221 oppure addirittura potete chiamarci direttamente in diretta allo 0984 1720. Mi raccomando, vi aspettiamo sempre numerosi. Grazie Vincenza, quindi 0984 84 17 20, mi raccomando, è un numero che dobbiamo sentire oggi squillare tante volte se c'è l'argomento che più vi piace, giusto Vincenza? Come no? Quindi partiamo subito con la top 10, inviterei Damiano alla sua postazione di comando. Buon e io vado dall'altra parte. Buon pomeriggio, mamma che inizio oggi accademico del nostro Giuseppe, proprio ordinati, Vincenza, anche tu, bella ordinati. Io mi rilasso da questa parte. Iniziamo invece un po', dai, a fare un po' di risate, con la top 10 di questa settimana, vediamo cosa ci aspetta e il primo posto è molto divertente. Vi svelo già che il primo posto è molto divertente. Andiamo con il 10° posto, oggi la top 10 snella, non è successo tanto, però qualcosa è successo, come trovare questi cartelli, Giuseppe, se vuoi comprare delle ciabatte a 4,90 oppure delle meglie, che più meglio non si può, a 15,99, molto barese, molto Lino Banfi. Ti volevo dire proprio questo, l'hai pigliato dalla Puglia? Purtroppo no, però le meglie, le ciabatte, molto Lino Banfi. Poi Damiano, stavo comprando le meglie. A 15,99, mandamela una ventina. Tesoro mio, uno sconto molto irrisorio. Bello. No, il bello che veniva 5,90 scritto a penna. Poi però modificato al computer 4,90, ma solo perché siete voi, mi raccomando. Se volete la ciabette, venite a Ten e Lode. Ciabette e magliette, andiamo al nono posto, come dicono in Puglia. Allora, al nono posto invece iniziamo con qualche, questo è un post, ormai lo sapete che acchiappo sempre il genio di turno della settimana, e abbiamo qui, c'è qualcuno che sa come sono andati gli sviluppi del paziente curato con i monolocali? E hanno risposto, cambiava spesso umore, era bilocale. Il nostro Nicola. Cristian, pare che siano aumentate le sue difese immobiliari, chissà. Arcangelo purtroppo non ce l'ha fatta, adesso l'hanno seminterrato. E poi Alessandro, dalle analisi del sangue è emerso un bassissimo valore delle piastrelle. E questo era il nono posto. Ottavo posto, voliamo nella nostra classifica, la top 10. Abbiamo il nuovo format prontissimo ormai di Alessandro Borghese, al posto di 4 ristoranti abbiamo i 4 vaccini e ne approfittiamo con questo perché comunque vacciniamoci, perché comunque in questi giorni sono uscite notizie un po' particolari, non abbiate paura, vacciniamoci, così prima ne usciamo e prima andiamo a ballare e andiamo ai ristoranti tutti insieme. Andiamo avanti, andiamo al 7° posto.
Settimo posto abbiamo questa notizia molto interessante di questa settimana: spaccia cocaina, in cambio accetta formaggio grana. Quindi se voi andate lì con i soldi non li vuole, vogliono solo il formaggio. E Robby giustamente dice, dopo questa la frase "se vuoi la roba caccia prima la grana" assume un senso, no? Assume tutto un senso nuovo, ci sta. Ma vi immaginate questo che va lì con la caciotta di grana, dice impensabile, cosa si inventa la gente. Andiamo avanti, sesto posto. Abbiamo invece questa bellissima performance dell'addetto lì alla strada, e di Condofuri in provincia di Calabria hanno rifatto la segnaletica orizzontale in questo modo: uno arriva qui davanti e si trova un SPO. No, SPO, che uno arriva SPO, stati e forse riesci ad andare. Però Spostate un attimo. beh, infatti in dialetto l'hanno scritto, però poi non ho l'immagine ma l'hanno corretto, quindi magari ve lo faremo vedere la prossima settimana. Andiamo avanti, andiamo al quinto posto. Abbiamo un'altra notizia molto stravagante da questo punto di vista. L'11 aprile è successo: travestito da infermiere visita il padre in ospedale. Quindi c'è stato un allarme nel reparto Covid, scoperto da un medico, denunciato per questa persona. Cioè, questo si è vestito da infermiere pur di andare a salutare il padre. Cioè, ormai di questi giorni ti ricordi la panda che era entrata nell'ospedale? Cioè, è incredibile, cioè, stiamo vedendo di tutti i colori, anche i travestimenti ormai. A Ostuni è successa questa cosa. Andiamo avanti, andiamo al quarto posto. Ci troviamo dinanzi a un'altra, questa è una notizia, diciamo, dello Statale Ionico, che è un sito di satira, e dice: Calabria, stamattina nessun arresto di sindaci e amministratori pubblici. Cioè ormai è una notizia quando non avviene niente. Quindi questa è la satira dello Statale Ionico, che salutiamo, e fanno molta satira sulle notizie calabresi, un po' come Lercio per intenderci, però nel nostro piccolo. Andiamo avanti, terzo posto, vediamo chi c'è sul podio. Abbiamo un'altra notizia a Rho: carro funebre e salma multati nella zona ZTL. Quindi questo carro funebre si è ritrovato nella zona ZTL, la multa, caro Giuseppe, è arrivata anche al defunto. È arrivato E questo si trovava senza sua volontà, e manco magari lo saprà mai, però gli è arrivata la multa sia al carro funebre che alla salma. Vabbè, il carro funebre ci sta. Ci sta, tu vai nella zona pedonale solo perché sei un carro... No, zona a traffico limitato, quindi bisogna avere l'autorizzazione per poter Esatto. entrare. Però secondo me ci sta. Al morto sarà Poi arriva la famiglia. conseguenza. Ma Infatti. Andiamo avanti, secondo posto. Abbiamo oggi una serie di notizie. A Piacenza, vi ricordate nella caserma di Piacenza, insomma, cose successe? In caserma per un reato e intanto ruba 40 euro a un carabiniere. Cioè questo qui, no? Era stato fermato, arrestato, lì nell'attesa. Leggiamo i commenti deliziosi di questa notizia incredibile. Chi si ferma è perduto, giustamente. Daniela ci dice: tanto per restare in allenamento. Maria: il ladro perde la libertà ma non il vizio. E poi Pasquale: da qui il detto, ho fatto 39, facciamo 40, no? No? oh, veramente Vai, oggi facciamo 31. Se vogliamo però essere... ha rubato 40 euro, capito? Ok. Facciamo 39, facciamo 40. Se vogliamo Voi essere- immaginate, comunque è pazzesca sta. Questo come ha fatto a rubare 40 euro a un carabiniere? Non lo so. Ma al primo posto, cari signori, Ci sta. dammi un primo piano. Allora, dal 26 aprile Draghi, insomma, in conferenza stampa ha annunciato che finalmente si potrà mangiare nei ristoranti all'aperto, ma sicuramente il 26 aprile pioverà. Sicuro, e noi... E il 25 sarà una giornata di sole di sole spettacolare. pazzesco, ma a noi non ci fermerà la pioggia, perché noi faremo come questo signore qui, vediamo insieme. Ma sì, poi il vino Comunque, sarà un po' annacquato. Damiano, com'è che si dice da noi? Secondo me questo vino era un po' annacquato. Però non si può lamentare che il bicchiere è sempre pieno. Però posso farti una constatazione? Vai, certo. Antonio. Sembra la reincarnazione del principe Filippo. Anche perché ormai muore ogni giorno praticamente, da quanto ne stanno Vabbè, parlando. ieri abbiamo visto i funerali
reali, con- con una grande dignità da parte della Corte Reale, anche se per la prima volta la regina ha violato il protocollo perché ieri ha pianto. Che loro hanno un protocollo da Loro non rispettare, possono piangere, rigidissimo. cioè, la regina non può piangere. Quindi hanno questo, c'è una cosa. La regina è un essere supremo, è come il Papa che rappresenta la nostra. Quindi tu dici in Inghilterra c'è questa cosa. Sì, ma anche perché la regina sta lì per volere divino, ok? Bene, ripartiamo. Questa era la top 10 di oggi. Chissà, Grazie Damiano, come sempre. Grazie a te Giuseppe, grazie a te. Ritorniamo al centro dello studio perché a proposito di ripartenze e riaperture probabilmente c'è qualche piccola speranza anche per il mondo della moda, ma soprattutto per il mondo delle tecnologie applicate. E a proposito di questo abbiamo collegata con noi Anastasia Ester Murano. Vediamo se la regia mi dà conferma che è già collegata. Gentilmente mi date sul monitor Anastasia. Eccola qui. Ciao Anastasia, come stai? Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie, io tutto bene, voi? Bene, bene, siamo qui in studio, i nostri opinionisti, credo che conosci già Damiano, sicuramente, conosci Antonio D'Amico, forse, non lo so, è qui presente. Molto lieta. Sì, e poi abbiamo Vincenza Gallo Buon pomeriggio in studio. Anastasia. Ciao e Vincenza. Alex Perciabosco, il nostro cantante resident della nostra trasmissione. Perché te li ho presentati subito? Perché parliamo anche un po' con loro, interagiremo con loro in questa prima parte della puntata a proposito del mondo della moda e delle tecnologie applicate, perché pare che dal 18 al 20 maggio ci sarà questo primo evento italiano dedicato a tutto questo e tu insomma sei una delle coordinatrici. Ecco, spiegaci meglio di che cosa si tratta e qual è proprio il tuo ruolo, Anastasia, e grazie per aver accettato l'invito alla nostra trasmissione. Molto volentieri, innanzitutto grazie a voi per avermi invitato. Ecco, sì, pare che dal 18 al 20 maggio si terrà appunto Powwow, la prima Fashion Tech Week italiana, un evento ibrido e virtuale che diciamo vertirà, cioè sarà sulle tematiche di appunto il futuro della moda e del fashion. Quindi ci saranno sostanzialmente 3 topic, 3 tematiche, si parlerà di sostenibilità, quindi di materiali, nuovi materiali, di riutilizzo di tessuti ricavati per esempio dagli scarti alimentari o dal marmo per esempio. Il riutilizzo, pensiamo a abiti e capi dismessi che vengono riutilizzati e rimessi in circolo, quindi economia circolare, green economy. Il secondo giorno invece si parlerà appunto di tecnologia, quindi avremo diversi esponenti appunto del settore fashion tech, si parlerà di tools e strumenti per il futuro, pensiamo alle passerelle virtuali, pensiamo agli showroom virtuali. Anastasia, perdonami, visto che stai parlando ecco così in maniera abbastanza larga del progetto, mi viene spontaneo farti una domanda. Quante persone sono coinvolte in questo progetto e soprattutto ecco, il motivo per cui non può essere fatto in presenza credo sia anche uno di questi, perché dietro a un progetto così complesso ci saranno tante persone che girano dietro, oppure no? Assolutamente sì. Allora, il progetto nasce qui al sud da Andreina Romano, me lo racconta un giorno, io mi innamoro e avviamo appunto questo progetto. Lo lanciamo già l'anno scorso, però purtroppo ci siamo dovute fermare. Quest'anno invece lo riprendiamo in mano, lo riavviamo. Però chiaramente, come hai detto tu, abbiamo dovuto fare pivot sul digitale, quindi ci siamo dovuti trasferire, abbiamo dovuto traslare. Vi siete dovuti adattare in remoto, ecco, viste le restrizioni Covid. Per forza, come tantissime altre aziende. Okay. Io appunto sono la coordinatrice dell'evento, ci saranno più di 100 speaker, c'è un team di persone che lavora a questo progetto, abbiamo chiesto diciamo, il supporto di diverse anche partner istituzionali per appunto promuovere un progetto che fosse assolutamente unico e un'esperienza più coinvolgente, più ingaggiante per tutti i protagonisti. Senti, so che ci saranno anche artisti di fama internazionale, ci puoi anticipare qualcosa o ancora tutto top secret?
Assolutamente sì. Allora, diciamo che quando si parla di fashion e moda, chiaramente si parla anche di nuovi brand, di lancio di nuovi prodotti, della generazione Z, che oggi ricopre un ruolo importante e fondamentale. Quindi avremo con noi il 18 maggio Gue Pequeño per un'intervista esclusiva di 40 minuti e un momento di question and answers finale. Avremo poi un'intervista a Paul Cook dei Sex Pistols e Marky Ramone dei Ramones, e avremo anche la Deaf House, che è una content house di Milano che conta qualcosa tipo 1,5 milioni di fan e di follower su TikTok. Ho sentito che ci saranno anche tanti speaker, avrete anche quindi Damiano? No, però ad Andreina gli ho già Vuoi mandato... venire Damiano? Volentieri. Infatti, salutami Andreina comunque, perché l'altra volta proprio al Quizzone affrontavamo anche, insomma, abbiamo sentito lei ed è bello. Perché lei comunque diceva che voi avete creato una sorta di palchi, di sale conferenze tutte in digitale, cioè questa è la cosa incredibile, perché una persona si collega e si ritrova come a vagare all'interno di un edificio e può scegliere varie tematiche, cioè questa cosa è fighissima. Giusto, giustissimo. Sì, ogni partecipante deve costruire il proprio avatar, entrare in questa arena virtuale e quindi può muoversi, può interagire con le altre persone, può incontrare persone, si può formare perché appunto ci saranno 2 palchi in contemporanea con un programma pienissimo, appunto abbiamo più di 100 speaker, come dicevo prima, avremo Shopify, Spotify, The Fabricant, Fashion Innovation da New York, avremo Miroglio Group, avremo Foreo, avremo fashionair.com, avremo degli investitori, moltissime start-up, quindi diciamo che è un'esperienza appunto ingaggiante, immersiva. Quindi non il solito webinar, ecco, perché adesso è un periodo in cui siamo sommersi di webinar. No, sarà un'esperienza più particolare che permetterà appunto ai protagonisti e alle persone di incontrare le altre persone, di chattare con le persone, di fare business, di fare networking. Anastasia, diciamo, consentimi che questo progetto dà la speranza da qui a breve, poi al futuro, ecco, di ripartire in presenza tutti quanti, quindi comunque è un modo per non lasciare indietro la moda, le tecnologie e tutto il resto, augurandoci che il prossimo sarà, al più presto sarà in presenza, perché da quelle che sono le normative pare che dal 1° luglio ripartono anche gli eventi fieristici. Quindi dovrebbero ad oggi, poi chissà, no, speriamo che ripartano il prima possibile. Senti Anastasia, resta collegata con noi se non ti dispiace, perché faccio cantare Rita Fusaro e poi ritorno subito dopo da te, sei d'accordo? Volentieri, se volete dopo posso anche cantare. Ma io per quello ti tengo in linea. Grande. Io per questo, così senti Rita e poi dopo sentiamo Anastasia. Grazie. Okay. Per voi Rita Fusaro. Scriverti da tanto, poi ste cose non le fai, e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no. Puoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu. Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio sono cattiva con me. Volevo dirti che anch'io non so più a chi credere, e ho litigato con Dio che non mi parla da un po'. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che
modo mio ho fatto pace con me per sempre. Ci sono notti in cui la notte è troppo lunga anche per me. Mi sciolgo dentro un caffè latte, ogni mio stupido perché. L'emozione dura poco, il bello è proprio lì, che quando si fa duro il gioco, un'altra emozione è già qui. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Volevo scriverti e poi tutto il resto già lo sai. Volevo scriverti ma lo faccio adesso se vuoi. Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure se a modo mio ho fatto pace con me per sempre. Volevo dirti che anch'io non so più a chi credere e ho litigato con Dio che non mi parla da un po'. Volevo scriverti da tanto, scusa se non l'ho fatto mai. Rita Fusaro, una voce straordinaria, complimenti, grazie a te per essere venuta e spero ritornerai a trovarci prima della fine delle nostre puntate, perché siamo quasi alla fine, quindi spero ritornerai. Per me è sempre un piacere essere qua. Grazie Rita, alla prossima. Grazie, buona serata. Andiamo avanti. Anastasia, sei rimasta collegata perché poi devo andare in pubblicità. Abbiamo detto quasi tutto, credo, dell'evento. Non abbiamo detto solo se si può seguire su qualche pagina Facebook o no. Mi sembra che questa è l'unica cosa che ancora non abbiamo detto. E poi non hai cantato tu ancora, Anastasia. Quindi ti faccio cantare adesso o dopo? Allora, canto la prossima volta, però davvero canto. Solo perché dobbiamo andare in pubblicità, dici, no? Sì, solo per quello, però canto davvero, ecco. Ah, bene. Allora la prossima Però volta... Rita è stata così brava che la prossima volta magari canto io, ecco. Va bene. Senti, Anastasia, poi devo andare in pubblicità, c'ho 30 secondi. Sì. Un invito a partecipare all'evento, dove possiamo vederlo? Allora, in 30 secondi vi do i link su Instagram, il profilo si chiama Powwow Italia. Perfetto. Su Facebook Powwow Italia. Diciamo che se volete potete acquistare un ticket su www.fashiontechweek.it. C'è ancora la possibilità per qualche azienda di partecipare, chiaramente con uno spazio espositivo, ecco, in maniera un pochettino più attiva, perché ci sarà molta visibilità e comunque un evento internazionale che raggiungerà tra le 3 e 4 mila persone, ecco. Grazie Anastasia. Antonio, ti chiedevo prima se c'erano domande che volevate rivolgere ad Anastasia. Non c'è tempo, io volevo fare più domande, visto che ho la possibilità di parlare con un'esperta del mondo della moda. Volevo parlare più su moda nostra italiana. No, allora preparati le domande. Ricordiamo che abbiamo festeggiato in questi giorni i 100 anni di Gucci, con una sfilata fantastica che si rigenera con aria e il ritorno di Tom Ford, quindi volevo un po' fare alcune domande. Allora, prima dell'evento, pertanto abbiamo il 18 maggio l'evento, quindi ricollegheremo Anastasia con noi. Sei d'accordo, Anastasia?
Va per bene, capire mi anche preparo anche come... una canzone. Perfetto, perfetto. Allora avremo in duplice veste, cantante e Infatti, organizzatrice. infatti. Ciao Anastasia, grazie per essere stata con noi. Potete chiudermi il collegamento e andiamo in pubblicità. Bene, eccoci rientrati, cari amici telespettatori. Buona domenica ancora a tutti quanti voi. Voi direte, beh, che cosa è successo nello studio? Vediamo anche un giovane ragazzo, bambino, adesso l'età la scopriremo perché è veramente tutto un mondo che sta dietro a questo giovane campione. Scoprirete fra pochissimo il perché è un giovane sportivo, vi anticipo solo questo. È accompagnato. Sono curioso io. La curiosità adesso sarà tantissima. Jasmine ha accompagnato questo caro giovane, Niccolò. Jasmine conosciamo benissimo perché ha già partecipato a una delle nostre prime puntate proprio di Tennellode. La prima, forse sarà solo la prima puntata. Ricordo. Jasmine, intanto grazie, come stai? Tutto bene, grazie, è un piacere essere di nuovo qui. Niccolò, tu come stai? Bene, Sei emozionato? un po'. Un po'. Abbiamo fatto una promessa a Niccolò, ha detto mi raccomando, io vengo però mi raccomando non fatemi parlare tanto, parleranno le immagini, parleranno i video, ho detto perché sono un po' emozionato ed è anche giusto perché Niccolò mi pare che ha 12 anni, giusto? 10. 10, vedi già su 10, quindi il patto è proprio questo, ho detto mi raccomando raccontiamo quello che faccio ma non fatemi tante domande, quindi proprio per questo ci sarà Jasmine che l'accompagna, ci racconterà un po' di lui, di quello che fa Niccolò e come lo fa soprattutto Niccolò. Allora, partiamo subito con la grande passione, diciamo, che oggi vi ha portato qui nel nostro programma di Tennellode. La passione di Niccolò, la passione per un animale speciale, che è il cavallo. Niccolò fa equitazione e quindi ci racconta adesso questa sua grande passione. Per capire anche cosa è successo durante il periodo Covid, come si è affrontato il mondo dell'equitazione, caro Antonio, durante la fase pandemica, durante questa fase pandemica, come stanno lavorando dietro al mondo delle scuderie, dietro ai cavalli, c'è tutto un indotto, adesso ne parleremo bene. Ma intanto parliamo prima di Jasmine e di Niccolò, di questa sua grande passione. Quando è nata la passione di Niccolò? Allora, mi sono informata perché comunque siamo amici relativamente da poco. Ho scoperto che è nata da quando era piccolissimo e quello che ho pensato io come è già adesso piccolissimo, da quando era proprio piccolo, ovvero quando aveva 6 anni, nonostante comunque avesse sempre avuto un certo fascino rispetto a quelli che erano i cavalli, perché lo avevano sempre emozionato, lo avevano sempre affascinato e quindi li guardava sempre con un occhio speciale. E mi ha raccontato la mamma che solo nel momento in cui avevano accompagnato in realtà la sorella ad una scuderia, da lì in poi lui non è più voluto andare via. Bene, quindi allora, è stato amore a prima vista. Amore a prima vista col cavallo. Pregherei la regia di mandarmi una foto di Niccolò a cavallo. Prego regia, vediamola insieme. Eccola qua. Niccolò, tu mi devi spiegare qua cosa gli stavi dicendo al cavallo, perché sembra proprio che stavi parlando con quell'animale, è vero? Tu ci parli ogni tanto col cavallo, cioè gli racconti le cose, lo fai stare tranquillo. Ecco, raccontami un po'. Come fai per fargli fare quello che decidi tu di fargli fare? Perché vediamo delle foto, un cavallo bello alto. Quanto è alto quel cavallo? No, 53. 1,53. Non lo so bene. Beh. Non lo so bene. Senti, ma vedi, guarda, quel salto lì ad esempio, ecco, vedi, tu ci giochi, ci scherzi con il cavallo, no? Nella prima foto sembrava proprio che stessi parlando col cavallo. Cosa gli dici per farlo stare buono, per farlo stare tranquillo? Cerchi di tranquillizzare, accarezzandolo, lui capisce che insomma in quel modo deve stare tranquillo. Sì. Sì. Come vi dicevo, lui è abbastanza emozionato, ma di lui parlano le immagini e i video. Anzi, a proposito dei video, dovremmo avere anche un video. Pregherei la regia di mandarlo in onda. Eccolo qua. Qui è durante una fase, credo, di allenamento
nel maneggio, nella scuola dove lui conosce questa grande passione, credo a Corigliano Rossano. Io saluto anche l'amico Antonio dalla scuderia, perché ho conosciuto fra l'altro questa realtà proprio in una trasmissione, in una puntata di Fatti Food, e poi ho visto questi ragazzi che saltavano. Una bella realtà. È una bellissima realtà, vero? A volte Eccolo non qua. servono nemmeno le parole, Giuseppe, no? Cioè quando guardi le foto del bambino che, come hai detto tu, sembra parlare, chiacchierare con i cavalli, giustamente che cosa vuoi che ti risponda? È tutto in una foto. Allora, Sì, parliamo, tutto in un video. lo sciogliamo con Proviamo la a tecnica scioglierlo. dei bimbi. Come si chiama il tuo cavallo? Cleodoro. Teodoro. E tu Teodoro. da 1 a 10 quanto bene gli vuoi al tuo cavallo? Infinito. 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 Che carino. Tu pensa che, Antonio, qua devo intervenire un attimo, perché tu pensi che lui adesso ancora il cavallo, diciamo, personale non ce l'hai, giusto? Questo è il cavallo della scuderia, giusto? Quindi si chiama Cleodora? Sì. Ho capito bene, Cleodora. Quindi questo ragazzo si sta allenando, pensate il sacrificio che fa anche, perché non ha ancora il cavallo suo personale, quindi quel feedback, quella quel quella feeling, confidenza, no, che tu- anche con il cavallo, perché è proprio suo. Ma presto arriverà, perché gli impegni, i sacrifici che fanno i genitori dietro a tutto questo, perché poi comprare un cavallo non è Che costa razza? poco, poi non costa Che niente. neanche razza metterlo in casa. preferisci? Che cavallo vorresti avere di tuo? Un puro sangue italiano? Ah, questa già sei troppo tecnica. Un arabo? No, i cavalli arabo, Ma non poi li so qua io, ma dobbiamo invitare poi gli esperti che parlano di certo. cavallo, Antonio. Cioè, perché il cavallo arabo non so se Che fa i colore? salti, perché quello è un puro sangue, Che il cavallo arabo. cilindrata. Ho l'impressione che non Che è tanto cilindrata. indicato per... Senti Alessandro, che cilindrata. Che cilindrata Vedi come... vuoi? Vedi lì, noi siamo tutti cavallo. ignoranti. Siamo ignorantoni, quindi quindi tu noi... ci puoi spiegare. Senti, abbiamo visto fare dei salti, no? Quindi sono dei salti importanti. Dietro a tutto questo, ecco, abbiamo cercato un po' adesso, Jasmine, di sciogliere l'emozione di Niccolò, ma a parte questo c'è stato il periodo Covid, che è stato abbastanza difficile per questa attività. Ce ne puoi parlare? Beh, So che tu sei andato un po' a raccogliere tutte le informazioni. Sai che mi piace sta cosa di Jasmine, che fa un po' da talent scout, no? È andata in giro a raccogliere le informazioni e adesso ci dà... no? ma è giusto anche riconoscere le cose belle, visto il periodo bisogna Brava. focalizzarsi su quello che di bello c'è, così da almeno distrarsi. E valorizzare sin da subito Esatto. le piccole e grandi eccellenze che saranno un domani, perché se li coltiviamo bene, se c'è la gente crede su questi talenti, poi dopo possono rimanere non solo in Calabria, ma partire dalla bella Calabria per fare le Vabbè, grandi ma la gare struttura internazionali. dove lui va, io Beh, conosco a i prescindere proprietari, adesso dalla struttura. perché ho capito, Sì. per giunta uno è il mio vicino di casa, sta sopra di me. Bene. Curano, cioè hanno una grande cura nei dettagli, nella gestione, nella salvaguardia dell'animale, e quindi hanno ottimi istruttori, quindi credo che il giovanotto, se questa è la sua passione, ha trovato la casa giusta dove poter crescere. Certo. Intanto per ha un futuro trovato agonistico. un'ottima start-up, ecco, per partire, quindi questa è la cosa importante, gli dà la tranquillità anche a lui stesso e la disponibilità vicino casa di fare questi allenamenti. Jasmine, ma dicevamo, la difficoltà durante questa fase pandemica? Guarda, per quello che ho potuto capire, in realtà a impatto la situazione ha spiazzato tutti. Come tutti gli ambienti, anche quello dell'equitazione si è trovato ad essere fermato e a non sapere come gestire in realtà tutto ciò che accadeva nel mondo, quindi si è vissuto con sofferenza, e quello che ho potuto vedere proprio nei suoi occhi è stata la mancanza, cioè il dispiacere nel non poter andare a trovare il suo cavallo. È quello che c'ha in affido, si dice così di solito, no? Quando la scuderia ti dà il cavallo in affido per fare gli esercizi. Nel non poter montare, nel non poter correre, nel non poter saltare. Man mano comunque si è cercato di poter comunque lavorare anche per chi si allenava per le gare, e quindi si è trovato uno spazio cercando sempre le giuste misure di sicurezza, di prevenzione per quello che era l'ambiente,
e quindi si è un po' ripreso, però l'impatto è stato duro. Ho visto proprio la tristezza negli occhi di un bambino che non aspettava altro che andare a saltare gli ostacoli col suo cavallo. Niccolò, senti, l'ostacolo più difficile, cioè ci stai lavorando su questo ostacolo più difficile da superare? La gabbia è in bicento. La gabbia? In bicento. Non ho capito, in? Bicento. In bicento. Cos'è questa gabbia? 2 ostacoli. Sono 2 ostacoli, ok? Uno dietro e uno davanti. Uno dietro e uno davanti, si chiama gabbia proprio per questo, quindi si incastra, diciamo, questo ostacolo e poi il cavallo deve saltare? Sì. E sai quant'è l'altezza? Tipo questa che 100 stiamo vedendo, centimetri. tipo... 100? 100. Ok. E quello più alto che quindi tu fino adesso hai saltato qual è stato? 110, 115. 110, 115. Guardate questa foto ad esempio, ecco, qui stavi saltando a che altezza più o meno? 100. Quella è la 100, però non è la gabbia quella. No. No. Ecco, quindi l'ostacolo più difficile che devi superare è questa gabbia. Comunque questa immagine è pazzesca, che vedi Bellissimo. quell'omino, perché comunque poi da Io, lontano vedi guarda, questo sono omino rimasto piccolo impressionato. ed è bellissimo, no? Perché Cioè- comunque non è facile rimanere cioè, sopra il cavallo, eh. Io lo dico... Stavi dicendo appesi, eh? Eh? Stavi dicendo che non è facile rimanere appesi e Appesi, poi ti sei esatto, corretto. appesi, sì, perché Cioè, poi tu lo devi sai, vedere mentre lui cioè, sta ci vuole nelle una gare, forma o fisica nel- importante. O durante l'esercitazione, lui sembra che vola insieme al cavallo, cioè proprio c'ha questa Cioè, ti questo alleni effetto- anche, nel senso fisicamente, per poter comunque fare un'attività che fisicamente ce ne vuole, non è che sei solo seduto. L'equitazione Sì, ma poi c'è fa, tutto un fa benissimo percorso anche dietro, capito? alla persona, so che ha dei benefici importanti, spero un giorno avremo qualche istruttore di equitazione per darci anche qualche nozione in più, più tecnica, sì, però sarebbe so curioso. che ha dei benefici importanti. Ma fai anche degli altri esercizi prima di salire sul cavallo? Cioè ti tieni in forma, fai un po' di sport o vai direttamente sul O ad cavallo esempio e di basta? equilibrio magari, no? Perché stare sì. a cavallo bisogna mantenere l'equilibrio. Vado direttamente sul cavallo. Ma sì, Vai ma direttamente che sul te cavallo. frega, Lui è ma nato sì. per fare questo, Lui- Bellissimo. Lui parla con gli occhi, col cavallo e non vuole sapere nient'altro. Datemi un cavallo e sono capace di andare... La prima volta che sei salito, cioè hai avuto timore, paura o hai subito capito che era quella la tua passione? Paura no. Paura, cioè non ti ha intimorito No. e quindi hai subito visto che potevi, cioè ti è piaciuto fin da subito, cioè all'età Sì. sua, magari 10 anni ancora no, però arrivi a 13-14 anni che desideri un motorino, lui desidera un cavallo, quindi già, Senti, poi lo vediamo girare col cavallo, no? Dimmi solo questa, che sensazione provi? Cioè cosa senti quando sali sul cavallo? Una sensazione unica. Unica, una sensazione unica. Ti sembra di volare, no? Perché comunque sei... Va bene, la prossima gara quando sarà? Ancora non lo so. Ancora ma non lo so. ancora... Però comunque ho visto Vediamo che ultimamente state facendo allenamento, perché passando dal maneggio, non dico la struttura come si chiama, vedo che comunque durante il pomeriggio ci sono gli istruttori con i ragazzi dove fate esercizio e quant'altro, quindi comunque in questo periodo state facendo. Sì. Tu quante volte a settimana vai? 3 o 4. 3 o 4? 3-4 allenamenti settimana. Quindi fai un allenamento costante di 1 ora o 2 ore oppure c'hai quanto vuoi rimanere per fare l'allenamento? 1 ora, 2 ore. 1 ora, 1 ora e mezza. E il tuo istruttore è bravo? Sì. Ti ha Potrà dire- aiutato a vincere quelle paure iniziali? Sì. Bene, Dai, visto? dai. Perché ormai Antonio, che insomma, l'età avanza, non va dai cantieri ma va nei maneggi a guardare i maneggi. No? No, I io ho cantieri una sono passione, bloccati. tesoro mio, io ho una passione per i cavalli, purtroppo ormai col tempo non più, però anche io andavo a Senti, Andavi a Jasmine, secondo te questa passione che insegnamenti gli ha dato a Niccolò? Allora, per quello che l'ho conosciuto nel primo e nel dopo, sicuramente un forte senso di responsabilità, di cura, perché ovviamente nel momento in cui hai a che fare con un animale non stai avendo a che fare con una macchina, e quindi ho visto proprio la cura, la dedizione
nello stare attento al cavallo, a non fargli male. Penso che gli abbia insegnato anche tantissimo a rialzarsi dalle cadute, perché ovviamente in questo sport sono da tenere in conto e non è scontato rialzarsi subito, e sicuramente penso sia un grande insegnamento anche per la vita. Sono d'accordo con te. E Niccolò so che ha un altro motore importante in questa sua passione per andare avanti, cioè lui, la benzina che usa, ecco, lui per andare avanti è quella di vivere di emozioni. Pensate che questo bambino si ricarica tantissimo anche con la musica, ma soprattutto con una voce in particolare quando la sente cantare. Ebbene, io credo di avere anche la base giusta, perché oggi coroniamo ancora questo bellissimo sogno insieme di vedere la foto all'Edwall del cavallo e Niccolò e sentire la voce di Jasmine in diretta nello studio, perché è la voce che ami sentire cantare quando sei durante gli allenamenti, è vero? Allora Jasmine, mi dispiace, stavolta te l'ho fatta, la base ce l'ho già io in regia, non abbiamo il cavallo funziona. Purtroppo, altrimenti... Ho lasciato un microfono già sanificato lì ecco sulla perché. poltrona, quindi questo è proprio per te. Signori, Jasmine Longobucco, che a parte la ringrazio per questa bellissima intervista, questo momento per Niccolò, ti ringrazio se accetterai di cantare un brano che io avevo la base, aspetta che me lo sono segnato qua, di Laura Pausini, così, aspetta che ce l'ho, un'amica è così. Grazie Jasmine. Grazie a voi. Allontanarsi, sai, se come te anche lui ha i suoi guai, ma quando avrai bisogno sarà qui, un amico è così, non chiederà né il come né il perché, ascolterà e si batterà per te, e poi tranquillo ti sorriderà, un amico è così, ma ricordati che finché tu vivrai, se un amico è con te non ti perderai in strade sbagliate, percorse da chi non ha nella vita un amico.
amico è qualcosa di speciale, ma soprattutto un amico è qualcosa che non muore mai. Questo è il grande senso dell'amicizia, il grande senso di questi due splendidi amici che si accompagnano l'uno con l'altro. Pensa, lei che fa da carburante di emozioni per questo giovane questa voce meravigliosa, atleta. complimenti, cioè incredibile. Grazie. Grazie Jasmine per essere stata con noi, grazie Grazie a a voi. Nicolò, perché io devo andare in pubblicità fra pochissimo. Speriamo poi di mi devo vederlo collegare. prossimo campione di equitazione italiano Esatto. nella categoria juniores. Allora, E Jasmine che canta l'inno Tu devi ufficiale. portare una batteria per me, non mi ricordo cosa per lui, e il cavallo per Nicolò. Dobbiamo portare anche il cavallo a tennellode. Bene, Nicolò, grazie Bella ancora. cosa, quando riapriremo l'anno prossimo, ok, esordiremo con l'ingresso nello studio con cavallo Nicolò bianco. e il cavallo. Beh, iniziamo a raccogliere un po' i soldini per comprare il cavallo, perché ragazzi da solo non ce la faccio. Vabbè, l'affittiamo, dai. Quindi, l'affittiamo. Nicolò, io ti auguro al più presto di avere davvero un cavallo tutto tuo, ma soprattutto mi raccomando, tu in questa fase non devi mollare mai, quindi continua ad allenarti, continua ad essere abbastanza deciso in questa attività che stai portando avanti e soprattutto rendi felici i tuoi genitori, che so che stanno investendo tanti soldini per mandarti avanti, e quindi li salutiamo, gli mandiamo un bacio grande. Purtroppo non sono potuti entrare in studio qua con noi perché sapete abbiamo dovuto rispettare tutto il protocollo, tamponi e quant'altro, quindi li salutiamo affettuosamente. So che c'è papà che ci guarda da casa, quindi hai tutto vicino a te per creare un grande futuro. Adesso continua a mettercela tutta e vai avanti, di vero cuore, da tutta Tennellode. Il vero Bravo. 10 lode. Resisti. E questo è quel periodo davvero che dopo tanti sacrifici ancora siamo lì a resistere, ma dobbiamo resistere. Cioè ormai speriamo, Senti, manca mi poco. è venuta una domanda, ma sei il più giovane della scuderia del maneggio dove vai tu a cavalcare? Secondo me ci sono tanti bambini, ho visto anche dei ragazzini che stanno partendo, forse lo vedono anche come esempio anche da seguire, perché ho visto che fanno anche, ci sono bambini di 4 anni, 5 anni, 6 anni, iniziano con i pony. Beh, però non sono quindi, autonomi no, come lui. non sono Beh, autonomi, il pony, certo. per un bambino già dai 4 ai 5 anni ci vuole il pony. Bene, grazie ragazzi per essere stati con noi e grazie Jasmine, di vero cuore. Io mi devo collegare con Marco, perché credo è già pronto il collegamento con Marco Guazzone, così poi ci fermiamo anche subito dopo la pubblicità per continuare a parlare con lui. Vediamo se è collegato Marco. Ciao. Ciao a tutti. Marco, come stai? Bene, grazie. Voi? Grazie, tutto bene, mi fa piacere che ti sei collegato, sei riuscito a collegarti per parlare del tuo grande progetto. Io ti presento i miei compagni di viaggio, così poi abbiamo modo e il piacere di interloquire anche con tutti loro e la nostra social room. Parto da Vincenza Gallo. Buon pomeriggio, benvenuto e bentrovato. Grazie mille. E i nostri opinionisti Damiano Giordano e Antonio D'Amico. Ciao, buonasera Ciao. e benvenuto. Bene. Grazie mille. Allora, chi è Marco? Marco è musicista, cantautore con tantissime collaborazioni importanti. Marco, ce ne puoi parlare un attimo prima della pubblicità? Beh, sicuramente il mio è un percorso che comincia tanto tempo fa e mi ha portato a scoprire che la musica è una passione che sono riuscito per fortuna molto presto a trasformare in un lavoro. E ho avuto il privilegio di lavorare veramente con artisti giganti sia della musica italiana che della musica internazionale e mi sento molto fortunato perché la musica crea degli scambi bellissimi, quindi mi regala sempre delle esperienze uniche. Senti, tu hai collaborato anche con Elisa, vero? Sì, nel mio singolo precedente, che è il mio debutto in questo viaggio da solista, visto che ho lavorato per 10 anni con una band, lei ha prodotto, suonato, arrangiato e cantato insieme a me quella che è stata la prima canzone di questo viaggio, quindi un'esperienza incredibile perché insomma lavorare con lei è stato veramente un regalo. Senti, hai scritto anche per tantissimi altri artisti, ma qual è il brano a cui tieni maggiormente? Guarda, sicuramente forse per il viaggio incredibile che ha fatto intorno al mondo è la versione italiana di una canzone di Ed Sheeran che si chiama Perfect, che ho scritto per il duetto che ha fatto insieme ad Andrea Bocelli, che insomma ancora se ci penso adesso
mi risulta difficile credere che sia successo, ma è una di quelle cose che mi ha dato molta speranza nel potere della musica, nel potere di unire le persone anche in punti diversi del mondo, perché insomma mi sono ritrovato a lavorare con un cantautore, musicista di fama mondiale, ed è stato molto bello poterlo fare da italiano e quindi dimostrare che la musica riesce a battere tutti i confini, tutte le distanze. Senti, hai composto anche diverse colonne sonore per il cinema, ma anche per la TV? Sì, sono mondi che mi piace molto esplorare, perché credo che il modo migliore di vivere la musica sia quello di pensarla senza generi, senza confini. E mi dà inoltre la possibilità, quella di scrivere per colonne sonore, di improvvisare e liberarmi molto, perché sono contesti ovviamente diversi dalla musica pop, dal mondo discografico, quindi sono anche quelle delle occasioni in cui imparo moltissimo. Bene, Marco, io ti tengo collegato con noi perché vado giusto qualche minuto in pubblicità e ritorneremo subito in studio. Ok? A tra poco. A tra poco. Bene, rieccoci collegati, abbiamo in collegamento con noi Marco Guazzone, musicista, cantautore, ma soprattutto ci sta raccontando delle sue bellissime esperienze con il mondo della musica, le collaborazioni con Elisa, e adesso ci parlerà anche della partecipazione anche a un suo Sanremo. Stavamo parlando con Marco delle diverse colonne sonore che hai realizzato sia per il cinema che per il mondo della TV. Che ha detto una cosa bellissima. Ciao Marco, Ciao. Io sono un percussionista e ho sempre sentivo amato... prima, suoni la batteria? Sì. Ho sempre amato le colonne sonore, insomma, di cinema, TV, perché comunque hai detto un termine esatto, cioè improvvisi, sperimenti anche, suoni e quant'altro, è una cosa che io adoro tantissimo, insomma, ed è una cosa fighissima davvero, cioè ti dà chi ama insomma, la musica, chi ha passione, quando si ritrova fuori dai canoni, come tu hai detto giustamente, non ci focalizziamo sui generi, cioè la musica è una, ed è una cosa veramente meravigliosa sperimentare, ed è una cosa bellissima, cioè, ti faccio i complimenti da questo punto di vista. Grazie mille. Bene, Marco, a proposito di Sanremo, tu hai partecipato al 62esimo Festival di Sanremo nella sezione Giovani. Com'è stata quell'esperienza, Marco? Beh, un'emozione fortissima, è stato, diciamo, il mio debutto ufficiale nel mondo della musica. Io suonavo già da un po' di anni nel circuito romano, nei locali romani, e quindi finire su quel palco importante è stato veramente un'esperienza che porto sempre nel cuore. L'emozione di suonare dal vivo con un'orchestra, un brano che avevo scritto io, è qualcosa per un musicista, insomma, che magari uno si augura a fine carriera, quella di suonare con 60 elementi su un palco come quello. Quindi mi è successo quando avevo 23 anni ed è stato un bel debutto molto, molto significativo per il mio percorso, perché poi da lì sono cominciate veramente tante occasioni importanti, e quindi è un momento che porto veramente nel cuore. Marco, tu stai lavorando sul nuovo singolo, giusto? O è uscito da poco? Sì, è uscito una settimana fa, si chiama Ti vedo attraverso. Io chiedo in regia, non so se abbiamo l'audio o il videoclip. È uscito anche il videoclip? Sì. Quindi dovremmo avere o l'audio o il videoclip. Possiamo sentirlo giusto un attimo, visto che Damiano in radio fa girare anche tanti brani. Sentiamolo. Io, cuore di vetro il mio, so custodire tutti i tuoi segreti qui, davanti a te, identico, nemico no, io non ti ho mai tradito. Sono come te, ti sembro diverso, porti tagli al posto, tu cuciti addosso.
solo come me, come me, come me. Che cosa ti è successo? Dici di cambiare, poi resti lo stesso. Ero la tua casa, ora sono tutta la città. Ancora un altro passo, per amarti non mi devi chiedere il permesso. Tu eri tu, sei sempre stato tu. So decifrare tutti i tuoi pensieri qui davanti a me. L'immagine, lo specchio stanco dei tuoi giorni neri. Sono come te, come te, come te. Ti sembro diverso. Porti i graffi al posto, tu cuciti addosso. Solo come me, come me, come me. Che cosa ti è successo? Credi di scappare, ma sei ancora qui adesso. Che cosa hai da guardare, pensi che sia facile? Hai paura di affrontare un uomo fragile. A volte sai faccio fatica a respirare e basterebbe un soffio per farmi spezzare. Dicono che se credi in te non è difficile, ma in questi giorni sembra tutto impossibile. A volte neanche riconosco il mio riflesso e appena provo un po' di amore lo butto al cesso. Ok, grazie regia, tenetemi anche il video alle nostre spalle senza l'audio, così faccio interloquire un attimo i nostri opinionisti. Damiano, un pezzo Marco, radiofonico? Complimenti, perché questa in radio secondo me spacca, nel senso, guarda, io ti dico, a primo impatto molto, cioè mi hai ricordato, diciamo, vocalmente, ma sicuramente te l'avranno già detto, Max Gazzè, mi è venuto in mente da questo punto di vista. Però poi, cioè, sei un Max Gazzè 2.0, cioè nel senso, poi musicalmente disorienti, ed è la cosa che io adoro, quindi ti faccio veramente i complimenti, bellissimo, bellissimo pezzo. Beh, grazie, è un grande complimento, quello, insomma, la voce di Max Gazzè è veramente un bel complimento, apprezzo un sacco. Senti, intanto fammi ringraziare il tuo ufficio stampa, anche Daniela soprattutto, ci siamo messaggiati per la partecipazione, per la tua partecipazione oggi qui, e tutti coloro che hanno permesso, ecco, questo appuntamento. Speriamo di averti anche presto nel nostro studio live con tanta Molto musica. volentieri. Abbiamo Speriamo D'Amico, riprenda presto la possibilità di suonare dal vivo, tornare, insomma, a girare l'Italia. Vi vengo a trovare davvero molto volentieri. Bene, prendo già questa tua promessa fatta. D'Amico, ciao, buonasera. qualche domanda? Damiano dice Gazzè, io vado oltre. All'inizio mi hai dato la sensazione di Battiato. Complimenti per chi ha curato il clip, la videoclip, curata nei minimi dettagli, molto d'impatto. Vorrei capire da che cosa nasce questo testo, perché mi ha suscitato un qualche cosa dentro, però vorrei sentirlo dalle tue parole. Dall'autore. Perché secondo me è una tematica molto, molto forte. La tematica di questo brano. La canzone è un dialogo con me stesso allo specchio, diciamo che non racconta proprio del Covid o del confinamento nello specifico, ma è stata scritta in un momento difficile come questo, quello di trovarsi davanti a un futuro incerto, e volevo raccontare l'inquietudine di questa situazione. E per farlo ho immaginato di sdoppiarmi, di parlare con il mio riflesso e sentire che cosa ha veramente da dirmi. Diciamo che credo che questa canzone sia un inno al coraggio di sapersi guardare veramente per quello che siamo, saperci accettare, perché amarci per quello che siamo con tutti i nostri difetti e le nostre debolezze non è facile. Anche perché potrebbe avere parecchie chiavi di lettura. Sì, ognuno sicuramente può interpretarla e può vedersi, cioè può vedere se stesso attraverso questa canzone, no? Quindi magari Marco ha visto questa sua figura, noi che ascoltiamo possiamo interpretare a nostro modo quello che
che vediamo. Marco, sentiamo È il cosa potere della musica sicuramente, quello di dare ad ogni canzone la propria storia, uno si ritrova sempre. Sentiamo cosa ne pensano anche dalla nostra social room. Allora Marco, io ti faccio prima i complimenti e mi associo a quelli di D'Amico e Damiano, perché vederti in TV adesso anche tramite Skype, tu dai una sensazione particolare, c'è un ragazzo abbastanza tranquillo, pacato, poi invece vediamo questo video e spacca veramente tanto. E non ti nego che ho ricevuto tantissimi messaggi, ti fanno veramente tutti i complimenti, perché è un motivo che prende, no? Come diceva Damiano, secondo me in radio questa canzone andrebbe veramente, veramente forte. E la domanda che però mi ha incuriosito è questa, chiede un nostro telespettatore, ma per realizzare un video del genere, quanto tempo si impiega? Queste sono, sai, le curiosità di alcuni che vanno soddisfatte. Beh, c'è tanta preparazione, soprattutto perché io è da poco che ho cominciato a scoprire uno strumento nuovo oltre al pianoforte, che è il mio strumento musicale, che è quello di raccontare le emozioni anche attraverso il corpo. Sto studiando teatro danza e per questo videoclip c'è stata una preparazione importante con il coreografo, il direttore artistico e soprattutto con il danzatore e il performer che interpreta il mio riflesso, quindi c'è una fase preparatoria in cui si studiano e si creano le coreografie, poi si provano sul set e poi si gira il video. Quindi tu mi confermi che in effetti poi il video è importantissimo, nel senso che noi lo vediamo, D'Amico, no, noi lo vediamo già finito il video, però a conti fatti dietro c'è una preparazione non indifferente, perché anche come tu mi dicevi, fare il mio riflesso, lì insomma non deve essere... Non è stato facile. No. Anche perché ha dovuto imitare un performer, sì. per dire che lo fa da anni. Bene, È grazie una sfida Marco. che ho voluto prendere, grazie a voi. Senti Marco, giusto prima di chiudere, ci puoi anticipare qualcosa per dei prossimi progetti in futuro? Sì, sto continuando a lavorare con la musica da film e con le colonne sonore, insomma, spero presto di potervi far ascoltare nuova musica. Bene, noi te lo auguriamo, grazie per esserti collegato con noi e ti aspettiamo nello studio di Tennellode prossimamente. Speriamo presto, un abbraccio e grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. Grazie Ciao. regia, possiamo chiudere il collegamento con Marco, anche perché fra pochissimo stanno per raggiungermi in studio, mi dicono dal direttore di studio, mi dà conferma che sta per raggiungermi Renato Guaglianone e poi avremo in collegamento con noi il capitano, il colonnello ultimo e Giovanni Iacoi e ancora tanti ospiti insieme a loro. Facciamo giusto 3 minuti di musica insieme alla nostra ospite Giulia Gabriele e poi ci ritroviamo al centro dello studio con i nostri ospiti. Rimanete con noi perché siamo ancora in diretta. Prego Giulia. When will I see you again? You left with no goodbye, not a single word was said. No final kiss, just any scenes. I have no idea in the state we were in. I know I have a feeble heart and a bitterness and wandering eye and heaviness in my head. But don't you remember? Don't you remember the reason you love me before?
the less I know. I know I have a fickle heart and a bitterness and wandering eye and heaviness in my head. But don't you remember? Don't you remember the reason you love me before? Baby, please remember me once more. I gave you space so you could breathe. I keep my distance so you will be free. And hope that I'll find the missing piece to bring you back to me. Why don't you remember? Don't you remember the reason you love me before? Baby, please remember me once more. When will I see you again? Io farei un fortissimo applauso, Grazie. cioè, straordinaria anche la sua voce, anche lei dalla scuderia, la voce produzione di Cecilia Cesario, Alfredo, insomma tutti. Non è e la company. scuderia del cavallo, No, non ma è la la scuderia. scuderia, il maneggio, insomma, questa è la scuderia Grazie mille. della voce. Grazie a te Complimenti. e grazie a Cecilia, Alfredo per il Una meraviglioso scuderia lavoro che svolgono. importante però comunque. Come? Una scuderia importante. Cioè, importantissima. Perché Scuderie diverse, ma il entrambi loro hanno dei allievo- cavalli da corsa il loro importanti. gioiellino è vedi? ancora lì che se la sta battendo in TV, quindi vuol dire che hanno... Beh sì, Raffaele dici, ad Certo. Amici, beh, in bocca al lupo ancora a Raffaele. Bene, allora io farei accomodare velocemente i nostri ospiti perché so che è arrivato Renato Guaglianone, Vincenzo Pino e poi ci collegheremo con Giovanni Acoi in diretta Skype. Vediamo se i nostri ospiti sono arrivati. Sì, mi danno l'ok. Intanto mi sposto verso la social room perché Vincenza, volevo chiederti una cosa. Quanti messaggi stanno arrivando oggi? Veramente tanti. Te lo dico subito, guarda, facciamo anche un conto veloce. Siamo precisamente a 121 messaggi ricevuti dall'inizio della trasmissione, quindi insomma 100 direi tanti. 121 messaggi. Allora mi sposto invece dalla parte da Alex. Alex, quali sono i brani che ancora non abbiamo fatto e che ti hanno richiesto in tanti da quando vedono la trasmissione? My Baby Just Don't Care For Me, me l'avevano chiesto, non abbiamo avuto modo di farla. Qualche pezzo napoletano, mi avevano chiesto pure di fare qualcosa in napoletano. Mi chiedono sempre ovviamente Barry White, perché Barry White sempre a grande... Barry White e Mario Biondi me lo chiedono sempre. Mi hanno chiesto addirittura un brano di Tom Jones, Sex Bomb, la sai perché piaceva. Sono veramente tanti, Giuseppe, sono tanti. Non abbiamo... Bene. Noi faremo i complimenti per la maglietta. Cercheremo di del nostro accontentarli maestro. tutti. Avremo modo di accontentare un po' tutti quanti. Intanto fatemi salutare i nostri ospiti che sono appena arrivati. Grazie a Renato Guaglianone, accompagnato da Vincenzo Pino. Ho pronunciato bene o è Vincenzo Pio? No, Vincenzo Pino, perfetto. Allora, perché sono qui i nostri ospiti? Loro rappresentano un sindacato di polizia che è l'ES, giusto? Sì, Libertà e Sicurezza. L'ES Libertà e Sicurezza. Pregherei la regia di collegarmi anche con il segretario nazionale, dovremmo averlo anche in linea con noi, Giovanni Acoi. Prego regia di mandarmelo sull'Edwall, eccolo qui. Salve segretario. Eccomi, buon pomeriggio a tutti, un saluto agli ospiti studio e ai telespettatori. Rivolgo i miei complimenti per il programma Tenne Lode ed un grazie a te Giuseppe Greco per questa opportunità. Grazie.
Ma in realtà oggi l'opportunità siete voi a darcela a noi, perché pare che avete sollevato, avete scritto più volte sulle testate, sulla stampa, avete diramato dei comunicati in merito a delle mascherine non a norma consegnate alla Polizia di Stato. Ne vogliamo parlare un attimo? Parto da Renato Guaglianone o dal segretario nazionale? Da chi devo partire? Parto con Renato, che ce l'ho in studio, e poi mi ricollego con Giovanni Iacoi. Renato, che cosa è successo? Intanto grazie per averci ospitato stasera qui a Tennellode. Porto i saluti di tutta la segreteria provinciale. Già il segretario nazionale ha fatto i suoi saluti. Allora, giorno 15 la segreteria provinciale di Roma ha evidenziato un problema serio che c'era al reparto prevenzione crimine Lazio. In pratica si è visto che gli operatori utilizzavano delle mascherine oggetto di sequestro dalla Procura di Gorizia. C'era un elenco, la Procura di Gorizia aveva fornito un elenco di queste mascherine che andavano sequestrate, e fra queste, tra quelle utilizzate al reparto prevenzione crimine Lazio, c'erano appunto queste mascherine da sequestrare. Da lì è iniziata in tutta Italia, il segretario generale ha mandato una nota a tutti i segretari locali di controllare in tutti gli uffici della Polizia di Stato la presenza di queste mascherine. A quanto pare già in altri posti tipo Caserta, ma non escluso anche Cosenza, perché domani sarà avviata questo screening a controllare queste mascherine da Quindi sequestrare. ancora ad oggi non sappiamo se queste mascherine sono finite anche a Cosenza. Non lo sappiamo, giusto? Ancora non lo possiamo dire, Okay. Però c'è un sospetto. C'è un sospetto, sì. Noi... Bisogna controllare. Probabile, diciamo così. Sì, probabilmente ci saranno anche qui a Cosenza. Ecco. Beh, insomma, è una bella situazione. Insomma, sì, il fatto è grave, anche perché gli operatori di polizia in questo periodo di pandemia lavorano in strada, hanno lavorato da un anno in strada con tutte le difficoltà che potete immaginare per il contatto che c'è con le persone. Noi infatti tutti i giorni non abbiamo fatto altro che ringraziare la polizia per il grande lavoro che sta facendo, però sti poliziotti mettiamoli anche in sicurezza, cioè, visto che ci tutelano, tuteliamoli anche, no? Altrimenti se no non si potrebbe tutelare. Immaginavo che c'erano già tante domande dalla social room. Cosa è successo, Vincenzo? Tantissime. Giustamente le chiedono, ma come si può riconoscere una mascherina non a norma? Lei ha qualche consiglio oltre al famoso come vi siete accorti, della CE? Appunto la Procura di Gorizia ha emanato questo decreto di sequestro dove sono elencate tutte le mascherine da sequestrare, c'è un codice, basta vedere sulla mascherina. Per noi, non per voi, cioè per noi che andiamo ad acquistare, se volessimo fare un confronto e quindi avere la prova provata che quella è una mascherina che rispetta tutte le norme vigenti. Si dovrebbero conoscere appunto l'elenco della Procura, che è su internet. È scaricabile su internet, si può vedere. Se lei digita su Procura a questo di Gorizia. punto passiamo la palla in balzo anche all'informazione poi di TEN, ai nostri colleghi, per approfondire meglio anche questa situazione, perché ci dispiacerebbe tanto che proprio il poliziotto che fa controllare spesso ai posti di comando, a parte magari polizia che ha sequestrato mascherine contraffatte, poi ce l'ha anche lui. Sembrerebbe veramente l'assurdo. Segretario Iacoi, in questo periodo di Covid quindi il vostro lavoro è aumentato tantissimo. Quali sono state le difficoltà maggiori che i poliziotti magari si sono rivolti anche a voi come sindacato per tutela? Questo invito noi lo facciamo anche a tutte le sigle, perché noi non siamo qui per nessuno, come dire, a sbandierare colori o meno, siamo qui per dire difendiamo questa gente, quindi non ci interessa oggi la sigla, a noi ci interessa che il poliziotto venga tutelato. Quindi quali sono stati, se sono arrivati dei reclami maggiormente alla segreteria nazionale?
Allora, se mi è permesso prima fare un'integrazione a quella che è stata la panoramica sull'operazione sindacale da parte nostra delle mascherine che ha appena rappresentato il segretario provinciale di Cosenza, Renato Guaglianone. Volevo fare un'integrazione nel senso che questo tipo di mascherine che vengono utilizzate non solo, quindi abbiamo scoperto dai poliziotti, ma anche da altre realtà come la sanità, come la scuola, sono stati oggetto appunto di verifica. In realtà è stato verificato dalla Procura che non trattengono così come dovevano la possibilità di respirazione e di prendere il virus, sono per 10 volte inferiori di protezione rispetto a quelle che invece normalmente dovrebbero avere. Non solo, ma poi anche il marchio, ecco, dicevamo del fatto del marchio, quindi della veridicità della funzione di quella mascherina. Ecco, in realtà si sta giocando una partita sulla contraffazione. Io vorrei approfittare della presenza allora, anche segretario, le chiedo scusa perché come sa noi siamo in diretta e io fra pochissimo mi collegherò anche con il colonnello Ultimo per parlare di tante altre cose. Spero che poi anche lui faccia un intervento su questo pensiero che stiamo sollevando qui nello studio. Quindi vado un attimo in pubblicità e poi ritorno perché è tassativo. Pubblicità, a tra poco. Bene, rieccoci collegati, siamo in diretta. Io purtroppo ho dovuto spezzare prima un attimo Giovanni Iacoi, ma do anche il benvenuto al colonnello Ultimo perché mi pare di averlo visto in grafica che è collegato con noi, è vero? Buonasera colonnello, non la sentiamo. Buonasera. Grazie. Buonasera a voi. Grazie colonnello, ci dà questo grande onore di essere qui con noi. Spero di non rubarle tanto tempo e andiamo velocissimi proprio con i nostri ospiti. Colonnello, ritorno da lei fra pochissimo perché ho in linea, stavo finendo prima della pubblicità, un intervento con il segretario nazionale. Prego Iacoi. Eccomi, allora io volevo stimolare adesso, visto la presenza del colonnello Ultimo, la Regione Calabria, anzi faccio un appello a lui per rendersi promotore proprio di questo problema delle mascherine. Le mascherine sequestrate dalla Guardia di Finanza, la comunicazione è arrivata alla Regione Calabria, al dottor Fortunato Varone, quale delegato del soggetto attuatore per l'emergenza. Quindi queste mascherine, che non sono a norma, sono state da lui inviate a tutti gli uffici, quindi anche ai comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, la sanità, la scuola. Qual è stato il cortocircuito? Perché è passato quasi un paio di settimane senza che gli uffici di polizia ai poliziotti siano stati ritirati e sequestrate queste mascherine che sono pericolose per la salute, ecco, non solo per la polizia ma anche per gli altri ambiti. Questo era l'appello che volevo fare a Capitano Ultimo. Grazie. Rispondo brevemente, quindi solo con un Sì, anche perché il colonnello non era stato invitato per rispondere a questa domanda, quindi va bene pure, se il colonnello poi ha voglia di rispondere, certo, lo farà tranquillamente. Prego Iacoi. Sulle difficoltà, dicevamo, sì, dei poliziotti, le difficoltà sono state inizialmente quelle di comprendere questo virus anche di come comportarsi all'interno dell'ufficio. Abbiamo avuto mancanze appunto dei dispositivi di protezione individuali, di gel, cercare di mantenere la distanza sociale. Gli uffici di polizia purtroppo sono piccoli, luoghi anche angusti molte volte, quindi con molta difficoltà. I poliziotti ci richiedevano e ci hanno richiesto un intervento in questo senso. Però devo essere sincero, sia il segretario generale della Regione Calabria, lì presente Vincenzo Pino, che il segretario generale del sindacato della provincia di Cosenza, Renato Guaglianone, sono stati sempre attenti, soprattutto in Calabria, che è un territorio difficile, ma notoriamente anche le nostre caserme non sono così attrezzate. Bene. Grazie Iacoi, ritorneremo da voi fra pochissimo perché adesso mi collego con il colonnello Ultimo proprio perché io nel 2013 ho avuto l'onore di intervistarlo a Roma proprio nella casa famiglia che lui ha creato insieme a una serie di
idee, di progetti e che porta avanti questo meraviglioso progetto. Io partirei proprio da lì, da quel famoso 2013 quando ci siamo incontrati e che quell'esperienza a me ha dato veramente tanto, e volevo chiedere al colonnello intanto come procede lì a Roma nella casa famiglia. Però intanto questa opportunità che mi date di parlare, chiaramente credo che il problema della sicurezza delle forze di polizia sia il primo dei problemi dell'Italia e ovviamente della regione Calabria. Questo problema delle mascherine che poi sono state ritirate adesso ovviamente è un problema gravissimo. Peraltro anche io ho utilizzato quelle mascherine che sono state ritirate, quindi chiederemo spiegazioni, cercheremo di capire se sono mascherine che ci sono state date dallo Stato, dal commissario, chiederemo conto di questa leggerezza, ennesima leggerezza su un tema gravissimo. Nella circostanza colgo l'occasione per ringraziare i poliziotti, i sindacati soprattutto, che sono l'ultima bandiera che impedisce l'abuso e la sopraffazione. Quindi l'importanza dei sindacati nelle forze di polizia e adesso anche nelle forze di polizia a organizzazione militare sono i nostri baluardi, sono la nostra speranza. Gli chiedo scusa per la poca attenzione con cui ci rivolgiamo a loro. Devono essere un punto costante della dialettica della sicurezza regionale e nazionale. Per quanto mi riguarda, vi chiedo di stare permanentemente presenti nell'assessorato che per pochi mesi ancora avrò l'onore di condurre, e certamente è una battaglia di civiltà. La sicurezza è dei cittadini, deve essere una sicurezza partecipata che dobbiamo condividere con le forze di polizia. Non vogliamo che sia ancora una volta il diritto dello Stato verticale di garantire la sicurezza in recinti preconfezionati. Ecco, questa è la battaglia dei sindacati che portano avanti da tanti anni, quindi io li ringrazio, gli chiedo scusa di tutte le disattenzioni. Per quanto riguarda invece la casa famiglia, è una povera preghiera che insieme a tanti volontari, a carabinieri, a cittadini, a persone comuni portiamo avanti. Cerchiamo in maniera goffa di spogliarci di quello che abbiamo, di venderlo, di offrire un pasto, i vestiti, oggetti di artigianato. Il ricavato lo portiamo davanti a un povero altare e il ricavato appunto lo distribuiamo secondo il bisogno di ciascuno. Con questo meccanismo portiamo avanti una casa famiglia, abbiamo una cucina dei poveri che sfama 20-30 persone tutti i giorni, abbiamo delle lavatrici con cui chi è abbandonato può lavarsi gli abiti, delle docce dove uno si può lavare, e da questi principi cerchiamo di praticare uguaglianza e fratellanza, cioè i principi dei sindacati, praticare il mutuo soccorso tra le persone e praticare la resistenza contro l'abuso nelle caserme e fuori dalle caserme. Questa è la nostra preghiera, è il nostro impegno sociale e questa è la nostra politica di comunità. Grazie, colonnello. L'applauso di tutto lo studio. Lei è assessore all'ambiente nella nostra meravigliosa terra. Volevo chiederle, colonnello, che situazione ha trovato e che progetti ha avviato in questo seppur breve periodo in qualità di assessore? Io ho trovato una Calabria fatta da 404 comuni, una Calabria che è abbandonata, dove è difficilissimo anche per me che sono assessore
poter parlare con un ministro della Repubblica. Evidentemente considerano la Calabria così, una cosa lontana che non gli appartiene, non lo so, è una cosa inspiegabile per me. Io vengo dalla Toscana, quindi per me è stata una cosa sconvolgente e che mi ha spinto ancora di più ad amare queste persone, queste comunità, a sentirmi uno di loro, uno di voi, e quindi a dare tutto quello che ho. Abbiamo incontrato gente la cui umanità è bellissima. Ho visto, ve lo dico con amore perché posso dirlo, perché non ho un interesse di propaganda né appartengo a una fazione. Ho visto una sensibilità incredibile, un amore per le proprie radici morboso, proprio totale, e vedo anche dei tratti quasi genetici che sanno della Grecia antica e che vi rendono preziosi, un tesoro da difendere, da rivendicare, di cui essere orgogliosi come italiani e come cittadini del mondo. Quindi ho incontrato gente bella e poi ho visto l'abbandono. Allora mi sono messo a lavorare, grazie anche ai sindaci. Ho parlato con tutti i sindaci e ho visto persone che non hanno gli strumenti tecnici per praticare la progettualità nei territori, gente che non ha la possibilità di avere vigili urbani, gente che hanno un tecnico che lavora 18 ore la settimana, e questo è il vero problema. Quindi dobbiamo necessariamente rivedere gli assetti amministrativi e organizzativi. Per questo abbiamo costruito una legge bellissima, la 25 del 2020, che stabilisce che in Calabria tutti i comuni partecipano e promuoveranno le comunità energetiche rinnovabili. Vuol dire che praticheremo la produzione e lo scambio dell'energia rinnovabile come motivo di vicinanza, ma soprattutto di sopravvivenza. E queste comunità energetiche rinnovabili dovranno praticare e sostenere i contratti di fiume, di costa e di lago come strumento dialettico istituzionale. E cosa vuol dire? Vuol dire che dovranno praticare accordi volontari di progettazione negoziata come motivo, come politica, come dialogo con i cittadini e con le istituzioni. È la prima regione che ha una legge di questo tipo, ma sono parole, sono principi. Su questi principi abbiamo chiesto e stiamo chiedendo al governo con pacatezza, con umiltà, ma con decisione. Abbiamo fatto un piano economico sul Recovery Fund in cui chiediamo 266 milioni di euro per dotare tutti i comuni di 200 kW di energia fotovoltaica senza consumi di suolo. Quindi sono 60.000 euro, ma anche di più, al mese, di cui i comuni potranno usufruire. Abbiamo chiesto 280 milioni di euro per digitalizzare l'illuminazione pubblica di tutti i comuni e realizzare smart grid, le reti digitali, attraverso le quali poi scambiare l'energia con i cittadini e con le imprese, con gli artigiani. E l'abbiamo fatto parlandone con i sindaci. Quindi vedete, sono due misure semplici. Colonnello, noi con 600 milioni di euro cambiamo la Calabria. Porteremo la Calabria in un assetto completamente diverso. Colonnello, i nostri telespettatori, perdonami Damiano, iniziano a scrivere alla nostra social room per qualche domanda. Sì. Prego Vincenza. Capitano, io intanto la ringrazio per essere qui, è un onore poter parlare con lei. Guardi, ci sono 3 domande che in realtà mi hanno colpito particolarmente, anche perché alle altre lei ha, diciamo, già risposto in quello che ha detto finora. La prima è: perché ha scelto il nome Ultimo? La seconda, perché porta il volto semicoperto? E la terza, che cosa ha provato quando ha ammanettato Totorina? Mi chiamo Ultimo perché vogliono essere tutti i primi, vogliono prevalere, vogliono affermare
la propria personalità, e quindi questo modo di essere primi, di cercare di dominare gli altri, mi ha inseguito dall'elementare in poi, e questo modo di fare purtroppo l'ho incontrato anche nell'Arma dei Carabinieri. Quindi quando è arrivato il momento che dovevo scegliere il mio nome di battaglia, perché entravo a far parte dei reparti speciali del generale Dalla Chiesa, e lì è obbligatorio avere un nome di battaglia, perché per rendere così non riconoscibile la nostra identità e non farci quindi perseguitare o avere rappresaglie dai criminali, e ho scelto Ultimo, e l'ho scelto proprio consapevolmente come un messaggio a tutti gli ufficiali, soprattutto gli ufficiali che fanno a gara per primeggiare per la loro bella carriera, e ho detto: guarda, io non voglio competere con voi, mi chiamo Ultimo. E ridevano tutti, mi deridevano per questo nome così umile, e adesso non ridono più, perché comunque non è il nome che dà il valore a una persona, ma quello che la persona fa, e questo è un passaggio importante. Bene, grazie colonnello. Abbiamo una domanda anche da parte di Damiano. Colonnello, prima lei comunque ha descritto con delle parole veramente di speranza, no? Per la nostra Calabria il modo, una delle chiavi per ripartire, però poi il problema è sempre lo stesso, perché in passato anche i soldi sono arrivati, purtroppo sono stati spesi male o addirittura non sono stati spesi, quindi magari questa volta, se si riesce a stare un po' più sotto i riflettori quando arriverà qualche fondo, Monitorare e controllare. monitorare, cioè, perché purtroppo di miliardi ne sono arrivati tanti in Calabria, però purtroppo la situazione è quella che lei ha descritto. Sì, ma questi sono progetti semplici, sono quasi tutti progetti da 500.000 euro. Noi con interventi da 500.000 euro cambiamo la Calabria, la facciamo diventare una cosa diversa. Siamo avanguardia del Mediterraneo, siamo avanguardia dell'Unione Europea con questi piccoli interventi. Digitalizzare la rete dell'illuminazione pubblica e dare ai comuni un fotovoltaico che possa permettere di scambiare energia con i cittadini. Ritorniamo a essere comunità, il sindaco è una comunità, non è uno a cui delegare i problemi, e gestire situazioni da 500.000 euro i nostri comuni sono in grado di farlo. Se non saranno in grado gli daremo un sostegno, un supporto tecnico, ma è una cosa fattibile e quindi dobbiamo farla, e la Calabria lo farà. Colonnello, è il momento giusto. Colonnello, e poi la lasciamo ai suoi impegni, perché so che anche oggi è abbastanza impegnato. Noi abbiamo ripreso con le nostre telecamere delle situazioni che poi le manderemo sulla sua mail ufficiale per dare modo a dei cittadini che hanno lanciato degli allarmi, ma che riguarda anche il settore ambiente, ma glieli manderemo in privato, poi se lei avrà modo di visionarlo ci farà piacere. Prima di chiudere vorrei che lanciasse, se possibile, un messaggio però ai giovani calabresi, ai giovani di questa terra, proprio per non andare via, perché ci può essere ancora una speranza di crescita per il futuro. Io ai ragazzi della Calabria gli chiedo aiuto, abbiamo bisogno di loro, abbiamo bisogno della loro insicurezza, della loro fragilità, abbiamo bisogno del loro talento per essere discontinui, per cercare di costruire una comunità basata sul mutuo soccorso, basata sull'uguaglianza e sulla fratellanza, da opporre a quelli che praticano il dominio come politica, come oppressione criminale, come oppressione di lobby, e gli chiedo di stare uniti alle loro famiglie, di stare uniti alla scuola, ai loro sindaci, di creare una comunità, di partecipare, di chiedere spiegazioni di quello che accade a tutte le autorità, a iniziare da me. E le autorità hanno il dovere di rispondere alle loro domande in maniera semplice, chiara, e tutte le volte che troveranno un'autorità che non parla in maniera semplice, comprensibile, chiedete che questa autorità se ne vada, e siate uniti fra di voi, praticate l'amicizia, praticate la fratellanza, perché non esiste un esercito più grande di voi, non esiste una forza politica più grande di voi, ragazzi della Calabria.
Nessuno può opporsi alla vostra volontà. Quando voi vi tenete per mano e chiedete qualcosa, nessuno potrà ha la forza per potervi schiacciare. Praticatela però questa amicizia e questa fratellanza. Io sono uno di voi. Grazie. Grazie al colonnello Ultimo per queste bellissime parole, questo bellissimo pensiero che ha impreziosito tantissimo anche la nostra trasmissione. Colonnello, spero di risentirla presto e di collegarci nuovamente con lei, o se ci sarà la possibilità anche di ospitarla in studio, perché ci sono veramente tanti messaggi che sono arrivati oggi mentre lei era in diretta con noi. Spero di poter dare una risposta almeno a gran parte di questi telespettatori. Io la ringrazio, colonnello. Grazie a voi, grazie di quello che fate. Grazie, possiamo chiudere il collegamento con il colonnello Ultimo, perché il nostro tempo a disposizione giustamente è terminato, e ha dato risposta anche, ha dato il suo pensiero anche sulle mascherine che denunciavano prima i nostri amici del sindacato, che sono qui oggi con noi, e ritorniamo appositamente su questo argomento, perché il colonnello ha detto una cosa anche molto importante, il controllo del territorio, la gestione. Ma a proposito di controllo del territorio, volevo chiedere proprio a Renato: le forze dell'ordine svolgono un lavoro indispensabile, ancora di più in regioni come la Calabria. Cioè, come è stato gestito questo controllo del territorio? Se ci sono state delle difficoltà? Parliate sempre, io ricordo che voi siete qui in qualità di sindacato, certo, e quindi non come polizia di Stato. Ci tengo sempre a sottolineare questo per ragioni televisive. Quindi. Però siamo poliziotti e quindi certo, viviamo giornalmente su strada quello che succede. Ovviamente il controllo del territorio è stata una fase importante del nostro lavoro, specialmente per i controlli Covid che da marzo scorso, dell'anno scorso, abbiamo attivato. Le difficoltà sono state tantissime, anche perché dobbiamo registrare che io parlo per la provincia di Cosenza, c'è una carenza di personale che col tempo diventerà ancora più grave, perché ci sono i pensionamenti che vanno avanti, quindi ancora di più questo lavoro, cioè il controllo del territorio, sarà un pochino sacrificato. Per quanto riguarda i controlli Covid, abbiamo fatto il possibile. Ovviamente quando andiamo a fare degli interventi in spazi grandi dove i giovani usano aggregarsi, purtroppo possiamo fare ben poco, se non i famosi assembramenti, ragazzi senza le mascherine. Purtroppo sì, è vero. E lì in che modo intervenite, ad esempio? Ma intanto dobbiamo dire che quando arriviamo noi hanno tutti la mascherina, quindi si sparpagliano. Sì. Poi cominciano a scappare, quindi c'è poco da fare. Cerchiamo di sensibilizzare comunque al distanziamento, all'uso della mascherina quando sono tra loro, e le indicazioni date dal CTS. Questo è quello che possiamo fare. Poi, però c'è un problema di fondo, cioè noi abbiamo avuto il sindaco di Corigliano Rossano, parlavamo anche di questo, perché io comunque notavo che nella seconda parte, diciamo così, della pandemia, perché per me c'è una prima parte che era vero lockdown di marzo, aprile, e poi questa seconda dove si socchiude e si apre, dove comunque i controlli sono venuti un po' meno, cioè io vedevo meno controlli nelle zone rosse, però dall'altra parte pensavo anche, se una persona può andare a trovare i parenti una volta al giorno, può andare dal barbiere, può andare al supermercato, è molto difficile a quel punto. È vero, effettivamente c'era la differenza del lockdown dal primo al secondo è effettiva, quindi nel primo lockdown c'era una chiusura totale, non si poteva spostarsi. Caccia all'uomo, io ricordo delle immagini, purtroppo le corse in spiaggia, le persone però c'è da dire che ha avuto il suo effetto, no? Abbiamo avuto un'estate tranquilla, siamo stati tutti tranquilli, siamo andati al mare. Forse anche troppo tranquilli. Forse troppo.
La differenza con questo lockdown è che si dà la possibilità, ahimè, di andare a trovare i parenti, di spostarsi una volta al giorno e ovviamente la gente è stanca, siamo tutti stanchi di questo, la sfruttano in ogni modo. Perdonami Renato, Vincenzo, tu sei anche poliziotto per parte del sindacato, Certo. anche le trasgressioni più frequenti in questo periodo? Sono proprio gli assembramenti, perché non ci troviamo più, come dicevamo prima, in quella fase del lockdown, ma attualmente ci troviamo in un'altra fase, per cui gli assembramenti effettivamente ci sono. È difficile gestire adesso il tutto, perché effettivamente quando arriviamo noi sembra che tutto si placa, Non è successo però niente. effettivamente anche per noi è difficile. Credo che sia Pensate che i diventato giovani stressante siano- anche per voi comunque, perché sembra una caccia ai fantasmi, cioè è diventato controllo- molto difficile soprattutto per voi forze dell'ordine. Il controllo del territorio, partiamo da un presupposto che già è difficile prescindere come da attività. Io su questo volevo sentire anche il segretario nazionale. Segretario, pensate che i giovani siano abbastanza coscienti della situazione che stiamo vivendo o l'affrontano superficialmente? Beh, adesso sicuramente un po' di più, sono consapevoli un po' di più rispetto alla prima fase. Io non scorderò mai il video sui Navigli a Milano con il presidente Zingaretti del PD e i ragazzi, dove sostanzialmente si diceva che i giovani non erano soggetti a questo tipo di attacco da parte del virus così violento, quindi c'è stata moltissima confusione, però poi abbiamo scoperto che invece in realtà i giovani anche loro ai noi sono attaccati dal virus anche brutalmente e mortalmente, quindi sicuramente c'è una presa di coscienza di più, però giustamente i giovani così per carattere insomma riescono a passarla diversamente con gli assembramenti che dicevano prima. Naturalmente i poliziotti, oltre agli assembramenti, poi ci sono le questioni anche le feste in famiglia che ci sono state da un tema proprio un attimo solo, segretario, scusami Damiano, perché poi dobbiamo andare anche in pubblicità. C'è una domanda da parte di D'Amico, abbiamo 30 secondi e dobbiamo andare poi in pubblicità. Prego. La mia domanda è velocissima, il segretario che conosco bene è velocissimo nel darmi la risposta, la faccio direttamente a lui. Buonasera segretario, Antonio D'Amico. Cosa ne pensa di questo blocco dei vaccini per le forze dell'ordine? Guarda, una cosa scandalosa, come sindacato di polizia siamo assolutamente arrabbiati, non è possibile e pensabile che si possa dare l'AstraZeneca, tra l'altro pericoloso, dove hanno perso la vita dei nostri colleghi, proprio a chi deve garantire la sicurezza nel paese, e così come anche la sanità, ma a tutti quanti gli altri cittadini. Ci voleva un po' più di attenzione. Adesso è stato sospeso l'AstraZeneca per i poliziotti, ma solo nella prima dose, perché alla seconda dose invece lo continueranno a fare. la sospensione Grazie. è stata Antonio, fatta scusami, perché... dobbiamo andare in pubblicità perché abbiamo il Ok, TG scusa. Flash e siamo categorici. Noi continueremo a seguire però questa vicenda, informeremo anche gli altri colleghi dell'informazione per seguire questo approfondimento più da vicino. Grazie quindi ai nostri ospiti per essere stati con noi, grazie a Giovanni Iacoi, segretario di LES nazionale. E diamo la linea al TG e ci rivediamo subito dopo.
Io farei un applauso a questi ragazzi, a questi musicisti, a questi artisti, perché il loro messaggio, quello di oggi, qual è stato? Quello dei Sound Live, quello di Ugo e di Andrea. Andrea mi ha detto, io fortunatamente non vivo solo di questo meraviglioso strumento, la tromba, mi arrangio a fare anche tante altre cose, ma ci sono tanti dei miei colleghi musicisti che vivono solo di questo strumento e che non hanno fatto del male a nessuno e che devono ripartire al più presto attraverso questo strumento a portare il pane per i figli a casa. Io gli farei un applauso a questi ragazzi, perché lui ha detto io vengo in trasmissione, però non suonerò la tromba. Quello che avete sentito è stata la base sotto della tromba, solo il suono della tromba, mentre Ugo lo accompagnava con la tastiera, perché ha detto questo è un mio segno di speranza, cioè io voglio ritornare a suonare quando tutti i miei colleghi ritorneranno a suonare dal vivo. Questo ti fa onore questa cosa, perché hai fatto una cosa molto bella, hai lanciato un messaggio davvero diretto al nostro Speriamo pubblico. di ripartire al più presto, perché veramente il settore è proprio messo malissimo. Messo malissimo, hai ragione. E speriamo di vedervi al più presto suonare qui dal vivo con tutte le norme necessarie, questo meraviglioso strumento. Per noi è un onore aver partecipato, complimenti per la trasmissione, è stata veramente emozionante. No, io vi dico che siete già ufficialmente invitati a una delle prossime trasmissioni per magari un'apertura, un jingle, qualcosa di bello, perché questa tua iniziativa è stata molto lodevole. Io vado in televisione però non per suonare per me, ma per dare un messaggio per tutti i miei colleghi musicisti. Bravo. Speriamo di tornare al più presto dal vivo, coinvolgere il pubblico, di dare emozione come abbiamo sempre fatto. Ne abbiamo bisogno tutti. Perché la musica è emozione, quindi. Grazie. I Sound Live. Grazie a Ugo, grazie a tutti voi. Grazie a te. Ritorniamo in studio perché un po' tutto il mondo degli eventi, la galleria anche d'arte. Oggi sono qui con Michele Strafaci, un po' tutti gli eventi, ecco, come sappiamo sono fermi, tutta l'arte in generale è ancora ferma. Piano piano però ci sono delle riprese, ecco, quindi si sta cercando di ripartire in qualche modo. Michele Strafaci, tu perché sei qui con noi? Sei qui con noi oggi per parlare della tua meravigliosa arte che spero ci racconterai anche come hai vissuto questo periodo e come sei riuscito a portare avanti la tua attività. Ma intanto partiamo dalla domanda: come nasce l'arte? La passione per la tua arte, scusami. La passione per l'arte, diciamo che io me la sono sempre portata dietro anche con il lavoro che facevo prima, sempre inerente all'arte in un certo modo. Poi ho approfondito un po' di più. Ma se penso, quando ho fatto la mia prima opera, parliamo di 30 anni fa, a titolo così di cortesia ho arredato una parete a un amico che aveva appena aperto un lido, prendendo spunto da un pezzo di spiaggia dove ho visto degli oggetti che mi piacevano, ho fatto la fotografia, come dire, e lì è nato, ma sempre a livello amatoriale. Ne ho fatti di diversi anche per amici, ma non per scopo di lucro, non ero mai intenzionato a fare questo. Poi è diventato anche un lavoro per te, perché poi hanno cominciato a chiederti quadri, anche personaggi del mondo dello spettacolo. Piano la cosa un po' è andata più approfondita, più richiesta, però ripeto, non era nel mio obiettivo di fare l'artista. Ecco, adesso sveleremo anche perché abbiamo delle immagini, credo, in regia che ci ha inviato il nostro artista Michele Strafaci. Pregherei a Ledwall gentilmente di vederle, perché volevo capire, tu i soggetti, come scegli i soggetti che rappresenti nelle tue opere? Allora, il soggetto che scelgo io nella mia opera è perché magari è un qualcosa che... Faccio un esempio, i fumetti mi ricordano l'adolescenza, ho fatto tutti i fumetti di mio gradimento, li ho realizzati come forma d'arte. Personaggi del cinema che mi hanno colpito e l'ho fatto lo stesso con loro. I miei idoli io li faccio perché sono i miei idoli, poi se piacciono ben venga, perché... L'obiettivo è anche quello. Durante la pubblicità mi hai detto spero di farne una al colonnello ultimo, è vero? Sì, è nel mio obiettivo, perché io sono un suo
ho una grande ammirazione e stima nei suoi confronti, come ce l'ho con il procuratore Nicola Gratteri, che hai fatto ho anche fatto a lui, un'opera a anche lui dedicata, e spero di riuscire a fargliela avere come un omaggio, un ringraziamento, perché veramente sono persone che danno la vita per noi, e un minimo di gratitudine nel mio piccolo lo faccio in questo modo. Bene. Senti, tu hai realizzato una galleria, ecco, che vediamo anche alle nostre spalle scorrere qui negli RVM, ma da dove è nata questa idea di realizzare proprio la galleria? Allora, è nata perché ho fatto tante mostre, poi siccome le opere erano abbastanza grandi, per me era difficoltoso, anche perché non guido più da anni, per un motivo che tu sai, e quindi per me era molto difficoltoso. Allora ho pensato, dico, faccio io una mostra vicino a casa mia, in modo tale che chi vuole venire è il benvenuto, non pensando che riscontrassi pure su questo un ottimo successo, perché sono venuti, nonostante la pandemia, ho ricevuto visite, le misure, dico. Sì, ovviamente con Certo. mascherine, tutta l'attenzione possibile. Senti, prima di chiudere, tu hai ricevuto anche diversi premi, ce ne puoi parlare di almeno uno che ti è rimasto più a cuore? Sì, il più ambito quello di Palazzo Svevo. Quello che non ti immaginavi mai di ricevere? Nemmeno ci volevo andare, figurati. Il Diabolic ha vinto il primo premio su 101 artisti di tutta Europa, a Castello Svevo qui a Cosenza, con un comitato di artistici, hanno visitato tutte le opere, hanno visionato e quant'altro. Non pensavo veramente, neanche il sesto premio avrei. Le opere le stiamo vedendo qui dietro, ma quello che non riusciamo a spiegarci bene, quanti chiodi per realizzare queste opere, perché è una tecnica che tu utilizzi? Allora, parte almeno non meno di 1.500-1.600 chiodi, fino ad arrivare a 8.000 chiodi il quadro che ho fatto a un calciatore della Juventus, Miralem Pjanic, che ce l'ha a casa sua. Richiede molto tempo, una cura certosina si può dire, perché devi metterli in punti precisi, perché sennò non esce quello che tu speri. 1500 a opera, quindi, cioè, mediamente. Non meno di 1500. Non meno di 1500 C'è un'opera, chiodi. per esempio, oltre 8000 chiodi. 8000. Noi 8000 chiodi un'opera. Con Michele dobbiamo organizzare anche qualcosa qui in diretta, uno spazio proprio per vedere anche uno di queste opere più dal vivo e argomentarla meglio. Oggi lo spazio purtroppo è veramente ristretto, perché Vi ringrazio lo stesso però per era importante, l'ospitalità. perché tu oggi hai lanciato un messaggio anche... Ma l'artista ha calcato gallerie importanti, l'ultima a Monte Carlo, riconoscimento, quindi è una tecnica che va Deve capita e va ritornare, compresa. perché sennò diamo poco spazio a Michele e non sarebbe giusto. Se volete, Oppure vi veniamo ospito noi in nella mia galleria. guarda, ve ne bravo. sarei veramente grato. Perché prima di chiudere io ho un altro collegamento importantissimo Ci stasera, mancherebbe, Michele, ci e poi purtroppo sono tassativo a chiudere. Sabrina Campana dovrebbe essere collegata con noi. Sentiamola un attimo. Pronto, Sabrina? Buonasera a tutti, ciao Giuseppe. Ciao buonasera. Sabrina, mi dispiace, siamo dovuti allungare un po' con i tempi, però vado velocissimo, perché tu durante la pandemia hai avuto un'ispirazione e hai avviato un progetto importante. Ce ne puoi parlare? Assolutamente sì, con molto piacere. Allora, durante la seconda ondata, più o meno a novembre, un giorno mi trovavo per strada, ero nel centro città e paradossalmente intorno a me c'era un silenzio assoluto, non c'era nessuno e mi sono resa conto di quanto fosse assurdo quello che stavamo vivendo. E allora mi sono chiesta se io potessi fare qualcosa per far sì che questa situazione così strana non venisse dimenticata, e allora ho pensato che
potessi racchiudere le storie di varie persone all'interno di un libro, storie appunto in cui vengono raccontate le proprie esperienze, le proprie sensazioni durante questo periodo. Ok, che riscontri hai avuto, Sabrina? Allora, devo dire molto buoni. Io ho iniziato a sponsorizzare la mia idea tramite la mia pagina Facebook, Un Libro Aperto, una pagina che in realtà è nata per condividere la mia passione per la lettura, però l'ho utilizzata appunto per capire se ci fossero dei riscontri in merito a questa mia idea, e in effetti mi sono resa conto che le persone hanno voglia di parlare, hanno voglia di condividere la stranezza di questo periodo, le proprie emozioni, vogliono tirar fuori tutto quello che purtroppo la pandemia ha significato e sta ancora significando. Senti, tra le tante storie che ti hanno iniziato a raccontare, ce n'è una che ti ha colpito maggiormente? Assolutamente sì. È vero che tutte le storie hanno una loro particolarità che le rende assolutamente uniche, però ce n'è stata una che mi ha davvero trafitto il cuore, ecco, questo è il termine giusto. Si tratta di un uomo che ha vissuto il Covid sulla sua pelle e se l'è vista anche abbastanza brutta. Ora fortunatamente lui risulta negativo, ma nonostante questo porta su di sé i segni del virus. E ecco, quando lui mi raccontava la sua difficoltà nel respirare, il fatto che gli mancasse l'aria, il fatto che i suoi polmoni non collaboravano più come prima, mi hanno davvero lasciato sconvolta. Grazie Sabrina, ne racconteremo ancora di più nella prossima puntata, ti ricollegherò perché abbiamo l'esigenza di chiudere la puntata di oggi e ne riparleremo di questo, quindi intanto abbiamo detto che chi vuole può scriverti sulla tua pagina per raccontarti le storie e poi tu farai una pubblicazione, ho capito bene? Esatto, mi possono scrivere all'indirizzo unlibroaperto.sabrina@gmail.com. Perfetto, grazie a tutti i nostri ospiti che sono stati con noi, grazie anche a Michele. Michele, progetti per i prossimi mesi? Creare opere. Creare opere, ecco, il messaggio giusto proprio per ripartire alla grande. Grazie come sempre ai nostri opinionisti, Alex che oggi purtroppo non ho potuto dare tanto spazio, siamo in chiusura, Vincenza Gallo con la Social Room. Grazie a voi e a tutti quelli che ci hanno scritto. Ci vediamo domenica prossima.